Mio marito non può permettere che persone, cittadino nessuno. Io so che lui fa sempre di tutto per rendere l'ultimo nemico di quelli. Egli saprà bene chi è stato, dei suoi aiutanti, commettere questo fatto che ha riempito di indignazione. Il colpevole deve essere lui. Deve. Mio marito non c'è, è il cittadino dottor Biotto, anche lui c'è per me. Cittadino, mi famiglia la politica. Forse noi siamo qui per occuparci delle medesime. Volete alludere all'episodio di Carlotta Castelli? Infatti io sono qui con voi. Voglio sapere da Sanson chi è stato. E ha indignato i buoni cittadini. Specialmente fuori dalla Francia, i nemici della Repubblica colgono ogni occasione per accusarsi di crudeltà. Questo fatto è certamente mancato in sentito e potrebbe servire di altro ai nostri amici. Bisogna si sappia che il colpevole è stato punito, che la Repubblica uccide i criminali ma non ingiuria rispetto ai morti e agli umani. Una punizione è necessaria. A me la cosa interessa per ragioni di scienza. Io voglio sapere se è vero che dopo l'oltraggio il volto di Carlotta Castelli abbia arrossito. Tutti coloro che erano presenti alla esecuzione lo affermano. E su questo fatto si sono accese tra i dottori le discussioni più vive. Si arriva anche a dissertare se, dopo essere stato schiaffeggiato, quel volto abbia arrossito per dolore o per stento. Lo voglio sapere con certezza se il fatto è vero. Voglio sapere se può esistere il dubbio che dopo restino ancora nella vittima tracce di vitalità e di sensibilità. È per l'efficacia della vostra invenzione. Anche voi, cittadini, la mia invenzione. Io porto sulle spalle queste lunghe pretese senza colpa nessuna. Io non ho inventato nulla. Io sono quello che proposi l'uguaglianza della pena di morte, perché i nobili condannati al supplizio dovevano morire rapidamente e senza sofferenza, e i plebei essere sottoposti a torture di ferro e di fuoco. È uguale per tutti. Ci fu anche chi parlò in favore dell'abolizione della pena di morte, senza risultati.